e darei la parola al dottor Torretti. Grazie. Sì, buonasera intanto e grazie per l'invito. E dal punto di vista dei costi, l'incremento su base annua è un incremento dell'1,7%, quindi ed è un incremento che si colloca in maniera particolare su alcuni costi, definiamoli anche esogeni, nel senso che comunque parte della manovra viene condizionata da un incremento dei costi di capitale, che è un elemento rilevante introdotto dall'autorità a partire dall'introduzione del nuovo metodo che nell'anno precedente non era valorizzato compiutamente per scelta del bacino, e in parte anche con i costi della qualità contrattuale. Con l'ultima delibera di dicembre l'autorità ha introdotto dei nuovi parametri di gestione dei rapporti con l'utenza per quanto riguarda alcuni aspetti legati alle modalità di gestione del servizio, in particolare sulla parte ingombranti, che cambia completamente l'orizzonte di gestione, mentre prima i regolamenti attuali e i PEF precedenti prevedevano una modalità di gestione che non aveva delle soglie di intervento definite e soprattutto dei tempi di intervento definiti. La nuova delibera prevede in particolare un incremento significativo del numero di raccolte, mentre prima si ipotizzava 2 all'anno, è stato un aumento, teoricamente dovrebbe essercene una al mese. L'autorità di bacino è intervenuta in questo senso nei confronti dell'autorità, evidenziando che il bacino Laguna di Venezia ha una modalità di gestione per quanto riguarda i rifiuti ingombranti che tiene conto sia del servizio a domicilio ma anche la presenza degli ecocentri o gli ecomobili e quant'altro, per cui sulla base di questo sono state definite delle modalità che prevedono 2 raccolte all'anno più a pagamento la parte residuale. È stato definito che per le posizioni che hanno problematica di natura sociale, e questo non vi nascondo che è una tematica che non è ancora ben definita e ben chiara, perché soprattutto non sappiamo chi può evidenziare poi queste tematiche di natura sociale che riguarda sia la parte fisica ma anche la parte economica, e la possibilità che questo servizio sia garantito gratuitamente anche per le raccolte successive. Qui si tratterà di capire comune per comune qual è il parametro e soprattutto chi evidenzia al gestore chi sono i soggetti che sono tutelati da questo punto di vista. Una idea potrebbe essere legata al bonus idrico, e quindi sostanzialmente chi ha diritto al bonus idrico ha anche diritto di queste tutele per quanto riguarda gli aspetti del servizio ingombranti. C'è il problema invece fisico, cioè chi ha problematiche di natura fisica che ovviamente il gestore non ha conoscenza, e quindi bisognerebbe capire anche ai fini della privacy come poterla gestire questa situazione, per cui c'è questo aspetto. Poi sono previste dei tempi di risposta, un po' adeguandosi a quanto previsto anche per il settore idrico, per quanto riguarda appunto le pratiche, quindi l'evasione delle pratiche, per cui sono state messe tutta una serie di paletti sui tempi di evasione delle pratiche che prima effettivamente non c'erano. Poi noi come Veritas ci eravamo dati da anni un parametro che è quello di 60 giorni, quindi su questo aspetto sicuramente ci sarà la necessità di allargare il servizio sia in termini di tempi ma soprattutto anche in termini di risorse. Sostanzialmente la società, sulla base delle richieste del bacino, ha quotato l'incremento della qualità contrattuale per l'intero bacino Laguna di Venezia, e poi è riproposto nel PEF una ripartizione sul driver degli utenti sostanzialmente. Quindi questo è un po' la situazione di sintesi.
e l'incremento, come vi dicevo, complessivamente è dell'1,7%, per cui è un incremento che è abbastanza limitato. Tenete conto che ci sono tutta una serie di problematiche legate anche all'incremento dei costi, ma che con le modalità con cui oggi il PEF viene valutato, che viene dal punto di vista economico valutato sulla base del bilancio di 2 anni precedenti, quindi di fatto sulle chiusure del 2020, questi incrementi ce li aspettiamo poi negli anni successivi. Sono 2 le tematiche più pesanti, ovviamente c'è tutta la parte delle forniture che chiaramente sta avendo dei incrementi non indifferenti, c'è tutta la parte relativa ai trasporti, per cui tutti i costi, diciamo, legati al tema dell'energy, insomma, e poi c'è anche un discorso dei costi di trattamento e soprattutto di conferimento dei rifiuti che sono chiaramente schizzati verso l'alto. Avete visto, non so, proprio in questi giorni c'è stato un intervento, diciamo, per quanto riguarda il ricorso che era stato presentato sul discorso del centro di Fusina per quanto riguarda il termovalorizzatore. Finalmente speriamo che ci sia una parola fine, insomma, ecco, su questa tematica, per cui dovrebbero partire a brevi i lavori, diciamo, di allargamento dell'impianto, e questo riteniamo nel giro di 2 anni dovrebbe portare poi un grosso, diciamo, vantaggio. Si ritiene di poter passare dai circa 180 euro a tonnellata, insomma, che è il costo mediamente in questo momento troviamo sul mercato, a sotto 150 euro, insomma 140 euro. Ovviamente quando parliamo di costi è chiaro che non è un costo di fornitura, è un costo di ammortamento dell'impianto, sono costi di gestione dell'impianto. Questa è un po' la sintesi delle cose. Grazie. Ci sono domande da parte dei commissari? Commissario Ceschin, prego. Sì, buonasera a tutti. Io volevo un chiarimento rispetto ai costi, 2 chiarimenti. Uno rispetto all'incremento su base annua che insomma, l'1,7% è un incremento, diciamo, fisiologico, possiamo definirlo così, e dovuto a costi esogeni, e volevo capire se questo incremento poi in previsione è stato, insomma, c'è una previsione di un aumento di questo incremento, perché lo diceva proprio in conclusione del suo intervento, ci sono delle difficoltà che sono oggettive. In questi ultimi mesi abbiamo una situazione rispetto, lo citava lei, rispetto alle forniture, rispetto ai trasporti, rispetto ad altri costi che andranno a pesare ovviamente sul costo di gestione e poi inevitabilmente anche sull'utenza. Volevo capire se avete fatto anche una proiezione rispetto ad ulteriori aumenti, visto che stiamo ragionando, lo stiamo facendo anche a livello comunale, diciamo, non dico guardando il giorno dopo per la situazione internazionale che c'è, però volevo capire se avete fatto una previsione nel medio periodo, almeno nel medio periodo, rispetto a questi aumenti. L'altro aspetto, che è un rilievo, ma che insomma su questi banchi già più volte abbiamo fatto negli anni scorsi, è che il bacino è molto ampio ed è un bacino anche molto eterogeneo. Questo è uno dei problemi, no? Rispetto al tema dei rifiuti ingombanti, ad esempio, non ci nascondiamo che ci sono delle situazioni di difficoltà rispetto ad alcune situazioni, rispetto ad alcuni comuni. Mi chiedevo se c'era la possibilità di ragionare rispetto a una raccolta, diciamo, flessibile rispetto ai rifiuti ingombranti, perché abbiamo comuni che hanno una tipologia molto diversa, cioè, i comuni sono tanti, sono diversi, hanno un'utenza diversa, ci sono comuni turistici
che hanno sicuramente delle esigenze diverse. Quindi mi chiedevo se questo ragionamento è stato fatto o se è in previsione di essere fatto, perché è un tema che noi da anni solleviamo, che non sfugge ovviamente nemmeno, credo, nei ragionamenti che ho sentito anche nelle varie assemblee. Insomma, questo tema però non è mai stato affrontato decisamente. Volevo capire se c'è in previsione di affrontarlo. E sulle 2 raccolte annue, sì, sono poche, volevo capire quanto incide poi il costo a pagamento, quanto incide le raccolte che sono oltre le 2, quanto incidono.